Questo è l'ultimo tratto dell'autostrada inaugurato pochi giorni fa, 10 km che arriva direttamente sul raccordo dell'autostrada per Siracusa che esisteva già da molti anni. Siamo proprio sopra Agnone, il fiume, la spiaggia del fiume Connalunga. Ci sono modernissime gallerie con la pista di emergenza alla destra. L'unica galleria nella Sicilia che ha la pista di emergenza. Le gallerie non sono strombate ma sono molto grandi, sono più grandi delle gallerie normali, ovviamente perché sono a tre corsie. C'è il marciapiede d'emergenza è protetto dai paracarri Nevada. Tra poco entreremo nella più lunga galleria della Sicilia, è lunga circa 2 chilometri. Villa Smuglio, questo è il secondo Villa Smuglio. Questa è 1600 metri, la galleria. Morte da Giacomo che è una galleria. Non ci sono cartelli di mantenere la distanza. Oggi è stato dedicato a un operaio che è morto, vediamo se lo messo il nome. Il punto qua. Siamo arrivati ad Augusta.
abbiamo scavalcato tutta la strada statale che costituiva fino a pochi giorni fa un imbuto in cui finivano migliaia e migliaia di macchine a fare la gira. Questa è la galleria San Fratello artificiale di 760 metri. Siamo quasi arrivati alla vecchia autostrada Augusta-Siracusa. Dal punto 05. Benvenuti nella vecchia autostrada. Ma non è la più lunga questa?